Buonasera a tutti da Campanaro 67 e soprattutto buona Pasqua. Buona Pasqua 2022. Il giovedì santo ho fatto la ripresa del plenum alla cattedrale di Santa Maria Assunta. Questa mattina ero impegnato con la corale e ho pensato il pomeriggio vorrei fare qualcosa, ve l'avevo già detto sul precedente video. Per una spennata mi sono perso la suonata delle 17:30, ma adesso suonerà quella delle 17:45. Avevo già fatto questo video in occasione nel 2017, il 10 aprile, quando era la Domenica delle Palme, e avevo fatto il plenum, ma una campana delle 5, la seconda, non suonava, probabilmente perché forse aveva un guasto al motore. Perciò adesso aspettiamo le 17:45 e vi ripropongo la suonata del plenum di queste particolari campane che hanno l'accordo un po' strano, ma sono molto molto belle. Adesso aspettiamo quindi la seconda suonata delle 17:45.
Non c'è che dire, anche queste sono molto molto belle. C'è un semitono in mezzo, ma sono tanto belle come campane, dal sapore anche molto molto antico. Bene, vi ho voluto riproporre questo video che avevo già fatto l'anno nel 2000, va bene, nel 2017, il 10 aprile del 2017, quando appunto era la Domenica delle Palme. Giovedì Santo sono stato a Cagli e ho preso il plenum della Cattedrale di Santa Maria Sud. Rimanendo in tema, quest'anno vi ho voluto riproporre il plenum praticamente del Duomo di Sant'Andrea qui a Pergola. Ovviamente un'altra chicca dell'interno della zona di Pesaro Urbino, quindi siamo praticamente sulla Val Metauro. Ecco, questo era il campanile e questa è la bellissima facciata della cattedrale appunto di Sant'Andrea a Pesaro. Bene, per il momento è tutto in questa domenica di Pasqua. Oggi appunto è Pasqua e penso che la cosa migliore era, per chi non lo ricorda, riproporvi un bel plenum, sempre rimanendo nella zona della Val Metauro. Appunto vi ho riproposto il plenum della cattedrale di Pergola, che è intitolata a Sant'Andrea. Bene, per il momento un caro saluto da Campanaro 67, buona Pasqua, che sia veramente una Pasqua serena. A Cepicchia siamo in un periodo che tutto si può dire fuorché sereno, usciamo dalla crisi pandemica del Covid-19 e purtroppo c'è una guerra in corso. Scusate, sono su una strada, la chiesa purtroppo è collocata su una strada e passa di tutto e di più. Va bene, speriamo veramente che sia una Pasqua serena, che la gioia di Cristo risorto venga anche compresa da persone che in questo momento stanno scatenando una guerra. Per il momento è tutto, arrivederci ai prossimi video, ciao da Campanaro 67 e buona Pasqua 2022. Ai prossimi video, ciao!